Ballamos nois, caso il ballo son nostros. Video tutorial sui balli tradizionali della Sardegna. Suddillu è il ballo più semplice del patrimonio coreutico della nostra isola, della Sardegna appunto. Un ballo si dice originario di Orune, un paese in provincia di Nuoro. Come tutti i balli sardi vanno rispettati gli elementi fondamentali dell'estetica del ballo sardo, la rigidità del busto, il molleggio che avviene nello snodo tra le ginocchia e le caviglie e le due fasi esecutive, la parte a saseria e la parte danzata vera e propria. Si tratta di un ballo particolare, molto interessante anche come il passo può essere interpretato a seconda dei paesi. In alcuni paesi il ballo viene eseguito con la battuta sul piede destro, in altri paesi con la battuta sul piede sinistro. Ma ora andiamo nella nostra sala da ballo con l'aiuto di Tania e di Luciano che, coordinati dalla nostra Ines Sau, ci mostreranno nel dettaglio quali sono le caratteristiche fondamentali per imparare a ballare Suddillu. Suddillu è un ballo che va eseguito con 4 movimenti per battuta musicale. Si parte col peso del corpo sulla gamba sinistra e la gamba destra è libera. La gamba destra consente il movimento con la partenza del passo destro, sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro. Nel movimento a saseria lo compiamo in 2 movimenti per battuta musicale. Quando si esegue la parte allegrada, a quel punto ogni passo va raddoppiato in questo modo. Destro, destro, sinistro, sinistro, destro, destro, sinistro, sinistro, destro, destro, sinistro, sinistro. 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2. Il passo maschile e il passo femminile sono gli stessi, non esiste un'esecuzione speculare del passo perché l'uomo e la donna ballano affiancati. L'uomo sta sempre dalla parte sinistra, la donna sempre dalla parte destra e si tengono saldamente attraverso una presa a braccetto dove l'uomo inserisce il braccio destro sotto il braccio sinistro della donna. Abbiamo chiesto ai nostri ballerini, Luciano e Tania, di amplificare il passo per consentire una migliore visione dei movimenti che andranno eseguiti. Nel passo maschile, Sallegrada è caratterizzata dal molleggio del passo, sempre combattuta sul piede destro, 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 sinistro, sinistro, destro, destro, sinistro, sinistro, destro, destro, sinistro, sinistro. Il passo femminile è caratterizzato per lo stesso movimento ma molto più raccolto e più composto. La struttura rimane la medesima col peso del corpo sulla gamba sinistra in apertura del passo. Destro, sinistro, destro, sinistro. Nella parte allegrada ogni movimento si raddoppia come nel passo maschile. Destro, destro, sinistro, sinistro, destro, destro, sinistro, sinistro, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2. Vi lascio in compagnia di Tania e Luciano per ammirare e imparare nel dettaglio i movimenti di Suddillu. La presa è interessante, la mano della donna viene posizionata con il palmo rivolto verso la parte anteriore e la mano dell'uomo viene posizionata in maniera perpendicolare a quella della donna. Il busto è eretto, il molleggio avviene sulle ginocchia, il passo nella parte a saseria rimane assolutamente invariato.
Nell'esecuzione in coppia c'è appunto una interpretazione più libera da parte del ballerino, il quale può intrecciare i passi mantenendo costante sempre lo stesso ritmo. Si possono eseguire evoluzioni, giri in senso orario o in senso antiorario, determinati semplicemente dalla voglia di divertirsi che i ballerini possono avere durante l'esecuzione di questo ballo. L'appuntamento al prossimo video tutorial sul ballo tradizionale sardo.